Ultima ora. Una clamorosa notizia di mercato sta scuotendo il panorama calcistico, e tu devi sapere tutto. Resta con noi fino alla fine per capire come i piani di Antonio Conte e del Napoli potrebbero influenzare la prossima stagione. Ma prima, lo sai già, vero? Lascia un like, iscriviti al canale e attiva le notifiche per non perderti nessun aggiornamento. E adesso, andiamo dritti al punto. Secondo quanto riportato dal giornalista Gerardo Fasano di Ruleta Sport, Antonio Conte ha già iniziato a plasmare la rosa che desidera per la stagione 2025-26. E ha le idee chiarissime, vuole una squadra forte e profonda, in grado di competere ad alta intensità in Serie A, Coppa Italia e nelle competizioni europee. In difesa, Conte sogna De Vrij, ma con il rinnovo del difensore sempre più vicino all'Inter. Il focus si sposta ora su profili più giovani e dinamici come Buongiorno, Boukema e Solé. Sempre secondo Fasano, Amir Rrahmani potrebbe perdere il posto da titolare fisso, entrando in un sistema di rotazione. Juan Jesus, invece, potrebbe restare in rosa per un'altra stagione, offrendo esperienza e profondità al gruppo. La difesa del Napoli è in piena fase di ricostruzione, e Conte vuole giocatori che garantiscano intensità, tecnica e solidità. A centrocampo, torna in auge il nome di Davide Frattesi, già accostato al club la scorsa estate. Ma spunta anche uno sogno quasi impossibile, Sandro Tonali, giocatore che Conte stima dai tempi del Brescia, ma oggi fuori portata sia per motivi economici che di disponibilità, soprattutto dopo il suo passaggio in Premier League. Ora vogliamo sentire la tua opinione, tifoso. Pensi che il Napoli debba puntare su giovani come Buongiorno e Frattesi? Oppure servono giocatori più esperti per rafforzare la squadra di Conte? E Tonali, anche se resta un sogno lontano, sarebbe l'uomo giusto per questo Napoli? Commenta qui sotto e partecipa al dibattito.